Tocca a lei. Buongiorno, voglio intanto sentitamente ringraziare tutti quanti che hanno voluto condividere con noi questa cerimonia di inaugurazione del CTO all'ospedale di Campo San Piero. Primo fra tutti il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ci onora della sua presenza, e il Sindaco della città di Campo San Piero, Katia Maccarone. Un ringraziamento anche a tutte le altre autorità presenti, al Senatore della Repubblica De Poli, a Sua Eccellenza, al Vicario Generale della Diocesi di Padova, Don Giuliano Zatti, che officerà la benedizione dei padiglioni del CTO, ai signor Assessore regionale Roberto Marcato e Giuseppe Panna, Presidente della Quinta Commissione Fabrizio Boronna, a tutti i consiglieri regionali presenti, al Sindaco e Presidente del Comitato dei Sindaci del territorio dell'ex URSS 15 Alessandro Bolis, e con lui tutti gli amministratori locali del nostro vasto territorio, chiamati a monitorare l'azione quotidiana dell'URSS Euganea in una logica di reciproca e leale collaborazione, e che ringrazio per questo. Ringrazio il Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il Professor Donato Nitti, che testimonia la rinnovata attenzione che l'Istituto, sapientemente guidato dal Presidente Dottor Antonio Finotti, nei confronti della realtà sociosanitarie della provincia di Padova. La nuova ambulanza in dotazione al CTO e al pronto soccorso posteggiata fuori ne è la riprova. Con noi anche i vertici dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze dell'Ordine, grazie al comandante della Regione Carabinieri Veneto, il generale di brigata Giuseppe Lagala, e con lui il vicecomandante provinciale, il tenente colonnello Picchi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Gavino Puzzo, e il vicequestore vicario Claudio Mastro Matteo. Una presenza importante tra le autorità oggi qui rappresentate, alle quali riservo un doveroso ringraziamento, appartengono al mondo accademico e della sanità, il Presidente dell'Ordine dei Medici, il Professor Paolo Simioni, e numerosi cattedratici e docenti dell'Università di Padova, il Professor Grego, il Professor Stellini, il Professor Fusetti, il Professor Scienza, per citarne solo alcuni, e che ringrazio ancora. Un ringraziamento infine va alle direzioni regionali, ai tecnici della Regione, che ci hanno sempre supportato in questo percorso di attivazione del CTO e non ci hanno mai fatto mancare il loro stimolo, e penso al dottor Domenico Mandoan e ai suoi collaboratori. Un grazie a tutti i primari e a tutti i dipendenti, a tutti i collaboratori, i miei collaboratori, che hanno duramente lavorato per poter consentire oggi questa cerimonia. Riprendendo un articolo comparso quasi 4 anni fa in un autorevole giornale, che diceva: la novità più ghiotta introdotta dalle schiere ospedaliere per la sanità padovana è il battesimo dell'ospedale di Campo San Piero come CTO. Ebbene, è vero. Grazie a una illuminata programmazione regionale, oggi ci troviamo qua a tradurre un'idea illuminata in concretezza: l'avvio della prima fase di attivazione del CTO. Cos'è il CTO? Tratterà i traumi ortopedici complessi, si inserisce nella rete regionale del trauma, ha comportato un investimento ad oggi di ben 9 milioni di euro tra ristrutturazioni edilizie che hanno interessato il quinto e il settimo piano di questo ospedale, innovazione tecnologica, e penso a un modernissimo angiografo che dopo vedremo. Abbiamo stabilito con il CREO quali sono i protocolli operativi in maniera da consentire un bacino di utenza in prima battuta di 1 milione di abitanti, ma che dopo la sperimentazione di 6 mesi si estenderà a 2,5 milioni di abitanti. Diceva, abbiamo concluso i protocolli operativi con il CREO e quindi siamo pronti per partire. Vi confesso che sono anche un po' emozionato, perché è uno dei traguardi più importanti del mio primo anno di mandato come direttore generale. La sperimentazione, l'avvio per questa prima fase dura 6 mesi, il monitoraggio verrà effettuato dal CREO e dalla nostra direzione, coinvolge i comuni e gli abitanti non solo della nostra URSS Euganea, ma si estende anche ad alcuni comuni della provincia di Venezia, della provincia di Vicenza, della Pedemontana. Io
Presidente della Regione Veneto, il Direttore Generale e le tante importanti autorità che sono qui con noi questa mattina, i medici, tutto il personale e i tanti cittadini che sono intervenuti a questa inaugurazione. Porto il saluto anche a nome del Presidente del Comitato dei Sindaci, ex Conferenza Sindaci US15, Alessandro Bolis, e di tutti i colleghi dei 28 comuni dell'Alta Padovana. Quindi un saluto da tutti noi colleghi qui anche presenti. Oggi è decisamente un momento molto molto importante nell'attuazione delle previsioni regionali, lo ricordava il direttore, relative al presidio ospedaliero di Campo San Piero e alla rete del trauma della regione Veneto. Questo centro traumatologico diventa un punto nodale nella rete traumatologica veneta, con delle specificità che saranno stabilite, costruite, con un bacino d'utenza allargato che sarà definito man mano nel tempo. Quella di oggi è sicuramente una prima fase importantissima che si svilupperà con ulteriori fasi che andranno a completare la dotazione sia di risorse umane che di strutture. In questi mesi la direzione ha lavorato convintamente per dare attuazione a queste previsioni, per ricavare i posti letto, per ricoprire alcune delle professionalità necessarie per l'installazione di nuove tecnologie. Ringrazio per questo il dottor Scibetta che appunto ha reso possibile tutto questo. Voglio salutare in modo particolare il dottor Guido Rocca, primario dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia, che coordinerà il CTO con la sua equipe e tutti i primari e il personale delle altre unità operative che sono coinvolte nel progetto. Ecco, il CTO, a mio modo di vedere, dovrà essere una realtà, e lo sarà, pienamente inserita nella struttura complessiva dell'ospedale Pietro Cosma, con i servizi sanitari che lo caratterizzano e ne fanno un ospedale per acuti di lunga tradizione e di alto livello. Accanto a questa risposta specialistica conviveranno le realtà sanitarie radicate e qualificate qui presenti, che costituiscono una ricchezza per l'intera ULSS 6. Un ospedale per una comunità è sempre espressione di un radicamento sul territorio, di persone che ne hanno costruito la storia, di professionalità che vi si esplicano, di cittadini che lo vivono come punto di riferimento nei propri bisogni di salute. E così è anche per il Pietro Cosma. La differenza poi la fanno sempre e comunque le persone, e quindi colgo l'occasione di oggi per salutare e ringraziare tutti i professionisti, dai medici al personale di ogni ordine che opera nelle nostre strutture. La vostra umanità insieme alla professionalità sono il valore più alto messo in campo per i nostri cittadini. Un pensiero lo rivolgo ai pazienti ricoverati in questo momento, un saluto a tutti loro, in particolare a quelli che possono magari aver avuto qualche disagio a seguito della nostra presenza qui oggi. Ringrazio il Presidente Zaia per la sua presenza. Come sindaci sappiamo con quanta passione si occupa della sanità veneta, per cui ci siamo rivolti e ci rivolgeremo a lui per le problematiche che noi rileviamo, le richieste che facciamo, e siamo certi di avere ascolto e opportunità di dialogo. Grazie per l'importante risultato di oggi, che è un orgoglio per tutti noi. Grazie a nome di tutta l'Alta Padovana. Signori e signori, cediamo la parola al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Sì, grazie. No, ma grazie mille. Grazie e un saluto indifferenziato a tutti voi. Grazie per essere qui. Permettetemi di dire e di ringraziare, di salutare però delle persone che io sono sotto i riflettori, come si dice, no? Ma poi ci sono anche coloro che fanno parte della squadra veneta, alcuni in maggioranza e alcuni all'opposizione, però voglio condividere il merito di questa inaugurazione un po' con tutti i miei collaboratori. E nell'ordine sono l'assessore Marcato, l'assessore Pan, il presidente della Commissione Sanità, che saluto, Boron, i consiglieri
Luciano Sandonà, il consigliere Sinigaglia, il consigliere Zorzato, il consigliere Barison e il consigliere Conte. Ce ne sono altri? Vabbè, voi poi non capite, se ne dimentico uno cosa accade. Però lo faccio volentieri perché questa è una di quelle giornate nelle quali si dovrebbe dire che siamo nella giornata della foresta che cresce. Cioè sono quelle giornate che di solito hanno poco spazio nella stampa perché non c'è polemica, non c'è sindaco che fa la lista da nozze di tutte le robe che mancano a Campo San Piero, non c'è il direttore generale che fa qualche gaffe nelle presentazioni. Questa è una giornata che verrà derubricata come una giornata normale, però è una giornata eccezionale. Se ci fossero ancora i babilonesi quando ancora non c'era la conoscenza del mondo, facevano una sorta di piccolo ritratto di quello che loro pensavano fosse il mondo e al centro ci mettevano Babilonia. Qui al centro c'è Campo San Piero. Cioè, oggi noi, in questo che secondo l'immaginario collettivo della pianta che cade e fa tanto rumore, è uno degli ospedali che dovevano essere chiusi oppure sarebbero stati oggetto delle nostre angherie, oggi noi diciamo che questo è uno dei 68 ospedali del Veneto e da piccolo ospedale, da ospedale del territorio, da ospedale che magari molti pensavano facesse una brutta fine, diventa riferimento per il territorio, prima per un bacino di 750.000 abitanti. Non so se avete apprezzato il passaggio del dottor Scibetta, che ringrazio e saluto, e poi alla fine a regime, ma non fra 50 anni, fra 6 mesi, di 2,5 milioni di abitanti. Vuol dire che metà Veneto afferisce a questa organizzazione, a questa realtà. Proprio il caso di dire è un vantaggio essere grandi, ma anche un grande vantaggio essere piccoli, per il centro traumatologico ortopedico. Oh, non è che abbiamo investito poco, visto che sento sempre lamentopoli, no? Qua sono quasi 10 milioni di euro, ma abbiamo solo iniziato negli investimenti. 4 milioni di Eli Piazzola. Sarebbe grave che l'amministratore delegato della regione non conoscesse quanti soldi escono dalle casse della regione. 4 milioni di Eli Piazzola, 3 milioni sugli investimenti sugli immobili e quindi di ristrutturazione e quant'altro, 1 milione di attrezzature. Saluto e ringrazio il professor Nitti in rappresentanza di Caripro. In questi 9 milioni ci sono anche 150 milioni per Caripro, ma con Caripro vorremmo fare un altro ragionamento. Se possibile, non è una sfida, ma è una volontà di fare, se riusciamo a fare un percorso sull'ospedale di Padova assieme, ma ne parleremo. 150.000 euro, e grazie veramente perché siete sempre presenti, e è un segnale che serve al territorio, no? In un mondo nel quale si parla tanto di banche che ormai sono diventate rarefatte, no? Come l'aria a 5.000 metri, e qui Caripro c'è. Io devo dire che ho inaugurato un sacco di cantieri, di iniziative in giro per il Veneto, e diciamo il chip c'è sempre, noi ci siamo, no? Questo potrebbe essere lo slogan. 1 milione quindi di euro nelle attrezzature e 912.000 euro, non sono 1 milione di euro, 912.000 euro per i 17 dipendenti in più. Andiamo a 75 posti letto, oggi ne abbiamo 50. Questo è il progetto. Ovviamente i dipendenti in più costano 912.000 euro ogni anno, quindi per questo vi dico che comunque è solo l'inizio di questi 9 milioni di euro. A noi piace ricordare che il nostro progetto non è quello di pensare agli ospedali, nei 68 ospedali pensare a quelli che dovranno crescere e quelli che dovranno chiudere, ma pensare che la medicina del futuro ci richiederà presenza nei territori ma con alta specializzazione. La sfida del Veneto nella sanità è la sfida delle tecnologie, delle professionalità. Potrebbero dire tutti i medici che sono qui, i docenti universitari, come è cambiata la sanità in tutti questi ultimi anni, no? Pensate alla chirurgia robotica, tanto per citarne uno, o le nuove frontiere. Mai si dice che noi abbiamo la banca degli occhi, no? Di 6.000 cornee impiantate a livello nazionale, il 60% viene dal nostro territorio. Abbiamo la banca degli occhi, la banca del tessuto, insomma i pezzi di ricambio, oggi è brutto dire così, ma i pezzi di ricambio che diventeranno sempre più una consuetudine della medicina, le nuove tecnologie, la telemedicina, e quindi questi ospedali hanno una nuova vita, che è quella di dedicare le alte specializzazioni a realtà che se facessimo idealmente un salto indietro nel tempo
e tentassimo di attualizzare questa situazione a 20 anni fa, uno dovrebbe guardare i piccoli ospedali e dire sì, ma non mi serve, ma potremmo fare delle aggregazioni. No, noi vogliamo approfittare di questi presidi per farli crescere sempre di più. Ovvio che di mezzo, ve lo stavo dicendo, c'è la sfida della deospedalizzazione, cioè in ospedale si sta sempre di meno, perché comunque la grande sfida è quella di essere sempre più performanti nelle cure e fare in modo che il paziente ci resti sempre di meno. Quindi l'ospedale del futuro, come dico sempre io, se dovessimo estremizzare il concetto, è l'ospedale senza letti. Non accadrà mai perché qualcuno comunque avrà bisogno di qualche letto. Ma guardate che se ci pensiamo, comunque c'è stata un'evoluzione anche sui posti letto in Veneto, no? Si capisce che anche nei nuovi ospedali che stiamo facendo, questo ne è un esempio, i posti letto non vengono aumentati ma vengono iperspecializzati, quindi abbiamo posti letto di alta specializzazione in modo tale che quelle postazioni siano veramente delle postazioni di altissimo livello anche tecnologico per le cure dei pazienti. Io non aggiungo altro, ringrazio il dottor Scibetta per questo impulso che ha dato a questa operazione. Ricordo che siamo 2 anni di amministrazione, qualcuno mi ha ricordato che abbiamo fatto il compleanno qualche giorno fa, abbiamo varato questa nuova riforma. Qualcuno ha tentato di dire che l'azienda zero e ridurre le ULSS avrebbe significato mettere in difficoltà le cure. Io rispondo sempre che io non vado, mi perdoni il dottor Scibetta che è anche un medico, ma io non vado dal direttore generale a curarmi, vado in pronto soccorso, 2 milioni di accessi in pronto soccorso, vado in ospedale, 80 milioni di prestazioni erogate, sinceramente del lato scartoffie, direzione o quant'altro, penso che se lì concentriamo e facciamo in modo che invece di avere 21 direttori sanitari ne abbiamo solo 9 in Veneto, piuttosto che 21 direttori amministrativi ne abbiamo solo 9 da quando abbiamo fatto la riforma, o uffici tecnici o quant'altro, non sia solo un bene, perché quello che risparmiamo lo dedichiamo alle cure. Grazie, buona giornata a tutti. Direttore generale, vuole aggiungere qualcosa, direttore? Sì, saluto e ringrazio il prefetto che è arrivato, grazie per la sua presenza. Adesso ci sposteremo al quinto piano per il taglio del nastro. Una comunicazione di servizio: saremo seguiti in streaming, per cui chi vuol restare qua lo seguirà sugli schermi e dopo, alla fine del taglio del nastro, torneremo qua giù per un brindisi tutti insieme. Grazie. Prego.